Va ora in onda Spazio Più. Per un momento ha soltanto parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi. Ridere ancora, ora la guerra paura non fa, bruciano nel fuoco le divise la sera, brucia nella gola vino a sazietà, musica di tamborelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte balla, vide tra la donna quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, grande sovrano, fammi fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli un animale, figlio del lampo degno di un re. Presto perché possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò. Oh cavallo, oh cavallo, oh cavallo, oh cavallo, oh. Oh cavallo, oh cavallo, oh cavallo, oh. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41 in Milano, ore 15.07 di martedì 18 marzo 2025. Chi vi parla, vostro sparacazzate preferito. Oggi, questa sera, cominciamo con Roberto Vecchioni, Samarcanda. Vuole essere un auspicio, visto quello che il fatto di oggi è la super chiamata, insomma, che dovrebbe mettere, si spera, fine al massacro che da 3 anni insanguina Russia e Ucraina, e quindi di buon auspicio questa canzone l'ho voluto mettere io, anche perché parla di festa, finalmente dopo una guerra, una parata, e del buon vino e di cavallo, che a noi piacciono i cavalli. Guarda, ci puoi rubare tutto, rubaci le donne, rubaci tutto, ma il cavallo no. E soprattutto il vino. Infatti non per niente questa trasmissione, la trasmissione appunto di oggi dello Spazio Più, è dedicata apposta proprio appunto al vino. Beh, presentiamoci, sta parlando Mimo Magnetta, il presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, d'altra parte che non è ignoso la nostra mitica Sveva. 0292947222, ripeto 0292947222 per chi volesse intervenire in diretta, meno internet e più cabernet, come dicono in alcune zone del mio bellissimo Veneto. E saluto tutti gli amici che ci ascoltano dal Veneto, e anche il mio fan club preferito, il Canosa di Puglia Fan Club, che ci ascoltano sempre, come si suol dire. Però oggi parleremo di un altro vitigno. Però sempre ecco, la cosa che accomuna il nostro meraviglioso paese, dalle Alpi all'Oceano Indiano, come dico sempre io, è il vino. Non esiste una landa d'Italia che non abbia il suo vino. Esatto. Quindi uniamo il paese nelle diversità, perché la bellezza dell'Italia è proprio che siamo, mentre invece di essere uniformi come qualsiasi altra nazione o con una o due cose, a noi la Catalogna ci fa una pippa, scusate il termine, perché l'Italia è molto più varia e molto più bella. Noi siamo un microcontinente, siamo un paese meraviglioso e spesso ce lo dimentichiamo. Spesso abbiamo una classe di gente che è quella che va in giro a fare la provinciale, quando il vero centro del mondo siamo noi, e ce lo dimentichiamo sempre. E parlando del centro del mondo, io voglio parlare del centro di Italia,
e più precisamente di un posto che ha catturato il mio cuore da un po' di anni a questa parte. Canosa? No, assolutamente no. Cerignola? No, Affile, che è un paese appunto che sta in provincia di Roma. Che non appare manco sulle cartine geografiche, No, questa Mimmo, è lo una sai. cazzata, No, è non è vero, vero, io l'ho cercato una volta a Affile e non sta l'ho vicino a trovato. Subiaco, e appunto Ma comunque anche Sveva, che è di Roma, non lo sapeva dove era Affile. non è No, vero. lo sapeva? No, lo sapeva e come, Ah. voglia. Anche perché Sveva ha potuto gustare le prelibatezze che quel territorio dà già. Beh, direi che c'è cresciuta, si è fatta grande con le prelibatezze del territorio, se le dire. Stai dicendo che No, è una bellissima ragazza. No, una bellissima ragazza, evidentemente. perfettamente in visto forma, che è così non c'ha un carina, etto di troppo. se siamo quello che mangiamo, ha mangiato bene, beata Comunque, lei. questa è una premessa troppo lunga. Oggi dobbiamo parlare di cose serie, dobbiamo parlare appunto del cesanese di Affile, che è appunto un vitigno eccezionale, unico. Però per far questo, chi ho invitato io oggi? Ho invitato Michael Formiconi. Michael, ci sei? Sì, ci sono, buonasera a tutti, ciao. Ciao, Michael, sei qua? No, amici a casa che non avete il TV e la connessione a internet, che è bella cara, ci terrei a sottolineare che Formiconi con la C e non con la G, come il nostro carissimo Roberto, che salutiamo, che ci ascolta sempre. Con la C. Ascolta, vedi, chi partecipa alla nostra trasmissione deve subire questa anteprima. No, scusa, e poi ci chiama la gente, non sapevo che Formigoni si era messo a fare il vino, né? Allora noi... Affile, tra l'altro. Noi mettiamo i puntini sulla I già da subito. Giustamente c'è Briatore che è di Cuneo, ci ha messo a fare la pizza, né? Ah, sì. Crazy Pizza, Mimmo, solo tu non lo sai. Sì, no, qua ognuno fa. Allora specifichiamo, partiamo già. Però aveva fatto anche qualcos'altro, Briatore. È andato anche in Sardegna, il Millionaire, e ha poi avuto a che fare pure con la Santa anche. Vabbè, ma parliamo di cose serie, insomma, parliamo appunto di vino. Michele, stavolta però ti passo a te la palla, perché l'esperto qua del vino sei tu, e perciò a te la parola. Presentati alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Allora, io sono Michael Formiconi e sono un produttore di cesanese di Affile. Cesanese di Affile è un vitigno a bacca rossa, è un vino rosso anche molto molto strutturato. Affile è un paesino di all'incirca 1800-2000 abitanti, situato, facciamo riferimento a Subiaco, che nella zona, diciamo, è la cittadina più conosciuta, provincia di Roma. Sì, anche perché è un cittadino illustre, Subiaco, a cui appunto in pratica potremmo rivolgere anche qualche istanza, considerato chi è il ministro dell'agricoltura, Lollobrigida. Hai capito? Sì. E speriamo che si renda utile al territorio, insomma. Beh, l'ha già fatto, perché ha già detto che non bevete l'acqua, che l'acqua fa male. Quindi ragazzi, se non c'è l'acqua da bere si berrà qualcos'altro, immagino. Cesanese. Ecco. È funzionato come... Beh, allora considera che io sono di Subiaco, perché mia madre è di Subiaco e mio padre è d'Affile, ma io sono nato, praticamente cresciuto a Subiaco, ho frequentato le scuole qui e ho i nonni su ad Affile, i nonni paterni, e mia nonna è ancora viva, che tra l'altro abbiamo dedicato anche una bottiglia a lei, che si chiama, è un bianco però, che si chiama Enea. Enea fa riferimento al cognome di mia nonna, nonna Teresa, detta Teresina. Senti, ma sto bianco Enea che è dedicato a nonna Teresa, quanti gradi fa? Fa 13 gradi. 13 gradi, che per noi è una gradazione molto, diciamo, è relativamente bassa, perché noi con i rossi abbiamo gradazioni molto molto più alte rispetto ai bianchi o magari ai rosati, sì. Ci stai spiegando perché sei imparentato con il ministro Lollobrigida, in pratica? No, non sono imparentato, però lo conosco bene, essendo di Subiaco. Subiaco pure è piccola, 10.000 abitanti. Poi sua mamma è un ex collega di mia madre, no? Insegnante di scuola elementare, quindi sì, ci conosciamo bene. Io andavo a scuola col fratello alle elementari, quindi scuola elementare ho fatto col fratello Claudio.
capito, che non è ministro lui. Non è ministro, credo sia medico adesso. Ah, ok. Ah, Senti, quindi in pratica quello intelligente ha fatto il medico, l'altro è andato... tu smettila di fare questo, È di di Fratelli provocare ogni d'Italia, quindi volta. nessuno ci può dire Fai niente. così tutta la telefonata, tutta così. Sì, no, sai, io ho questo co-conduttore con cui condivido questa trasmissione da Che è ormai da 10 anni. è la peggior trasmissione di Radio Libertà. Sì. Però siamo molto ascoltati e noi abbiamo il vizio comunque sia di metterci un po' di peperoncino. No, è divertente, guarda, devo dire, mi ascolterò. Sì. Ascolterò, sì. Anche perché la trasmissione che noi facciamo viene poi pubblicata su tutti i vari social, su Facebook, su YouTube, la puoi girare un po' dappertutto, perché io ti ho voluto invitare appunto perché pubblicizzare questo vino che è eccezionale. Io da quando ho assaggiato il Cesanese da fine non riesco più a bere altro. E infatti ci stava spiegando il nostro Michael Formiconi perché nonostante il nuovo codice della strada e grazie alla campagna di comunicazione del ministro Lollobrigida, insomma, il tasso alcolemico della zona si sia alzato nettamente. Sì, è alzato nettamente, però diciamo che la gente un po' di paura ce l'ha. Ah, ok. Purtroppo un po' ce l'ha, sì. E quindi diciamo noi magari nel nostro piccolo ne risentiamo poco, no? Rispetto magari alle grandi aziende che producono milioni di bottiglie, quindi noi produciamo una nicchia, quindi magari come vendite sei rimasto invariato, quindi non hai avuto forti alterazioni, fortunatamente, insomma. Però sentendo in giro comunque da fine anno ad oggi è scesa nettamente. Certo, purtroppo è scesa nettamente. Magari chi acquistava pure 2 bottiglie, magari come può essere un gruppo d'amici, adesso la cosa che va per la maggiore è la mesce, no? Il bicchiere. Certo. Senti, a proposito di questo, tu stavi spiegando appunto le qualità del vino cesanese da fine, no? Sì. Però ecco, visto e considerato che io ti ho tirato dentro in questa trasmissione, vogliamo dare subito i riferimenti per contattarti, perché se qualcuno volesse appunto acquistare il cesanese da file che tu produci, così sa chi rivolgersi. Dai. Allora, telefonicamente al 340 2731 163, altrimenti anche su Instagram Michael Formiconi o Cantina Michael Formiconi, Facebook Michael Formiconi, stessa cosa, e Cantina Michael Formiconi. Allora, dato che io sono un po' lento... E anche su Google, perché io l'ho trovata su Google. Sì, su Google, anche su Google. Allora, dato che io sono un po' lento e io ho tante ascoltatrici e tanti ascoltatori che sono anche un po' lenti, ti prego, ripeti di nuovo il numero e ripeti appunto anche il nome dell'azienda e come ritrovarti. Ok, dai. Allora su Instagram e Facebook Michael Formiconi oppure Cantina Michael Formiconi. Invece il numero telefonico è il 340 2731 163. Perfetto. Sì. Astenersi contratti della corrente elettrica, per favore, perché a me chiamano dalle 15 alle 20 volte al giorno, quindi patti chiare, amicizia, anche Sveva annuisce, quindi ormai i nostri stalker sono questi qua che ci devono fare il contratto per forza. A proposito di contratti, di energia, di costi e cose varie, cioè, come la state affrontando voi questa situazione mondiale che si ripercuote anche sulle nostre economie a livello dei consumi? Come esportazione? No, vendete all'estero, bravo, la domanda che ti volevo fare in effetti. Il vino cesanese da file viene esportato all'estero? Se sì, dove? Sì. Allora, io ho esporto in California, Norvegia e più precisamente Londra. E ho un contatto adesso ad Hong Kong e ci stiamo lavorando su. Però sì, già dal 2011 sì, considera 2011 era il nostro 4º anno di produzione, perché noi la prima vendemmia l'abbiamo fatta nel 2007. Ma in percentuale la parte esportata è considerevole o è trascurabile, possiamo dire? Allora, la parte esportata è un 25-30%.
un 25-30%. Il restante, allora, Roma assorbe la maggior parte. Beh, la capitale, giustamente, con tutte le sedi istituzionali che ha, e anche di Santa Romana Chiesa, quindi vuol dire che è un vino apprezzato di alto livello di sicuro, altrimenti nella capitale non lo Sì. assorbiva in questa maniera. Negli ultimi anni, inizialmente quando noi cominciamo, insomma, Roma è bianchista. Ah, Roma, davvero? sì. Ma maschi e femmine? Maschi e femmine, sì. Negli ultimi anni però hanno cambiato un po' tendenza e il cesanese è diventato proprio il vino di Roma, anche perché è l'unica DOC rossa del Lazio. E diciamo che i primi anni era molto dura, perché magari come rosso, per esempio, preferivano vini del Piemonte o vini toscani, quindi grandi nomi, e invece negli ultimi 5, 6, 7 anni il cesanese è diventato proprio il vino principale come vino rosso, e quindi assorbe parecchio, assorbe tanto. No, perdona la domanda, caro Michael, ma Sì. io sono di origini pugliesi e quindi sono cresciuto in un posto dove sei maschi, bevi vino rosso, capito? Non, Ma sai che cosa però? Negli ultimi anni sono, anche qui da noi, cioè noi Subiaco a File per esempio, l'estate non era così calda, cioè io ricordo quando ero piccolo io, comunque ad agosto uscivi col giacchettino sopra, no? Invece adesso no, è molto più caldo, quindi è cambiato anche il modo di bere. Anche nei paesi comunque, no? Io per esempio produco un cesanese rosato, prodotto con le uve di cesanese di Affile, che è un vino che va tantissimo, perché va da gennaio a dicembre, copre tutto l'anno. Quindi capisco che magari Roma, essendo molto più caldo, possa preferire vini diciamo tra virgolette più leggeri. Vabbè, ma Però rosato, adesso, posso dire che il rosato è un vino che fa fico, tira sempre, anzi è molto bello, cioè fai il sempre la tua... rosato va tantissimo, Sì. va tanto. Allora, inizialmente è nato come moda, però è un giusto compromesso tra un bianco e un rosso, e poi sta bene un po' su tutto, un po' come i jeans, no? E abbiamo scoperto noi negli ultimi anni, perché come cesanese d'Affile non se ne produce tantissimo, siamo pochini, e abbiamo scoperto invece che dà, oltre ai rossi, anche il rosato in grande vino. So che nella zona c'è qualcuno che sta anche cominciando a sperimentare anche lo spumante, vero? Allora sì, c'è qualcuno, tra questi ci siamo anche noi, solo la natura non ci ha permesso di uscire prima come bottiglia, perché nel 2023, ma tutta Italia, non solo il Lazio, è stata colpita da un attacco di peronospora, e praticamente ha ridotto di molto la produzione, ma a livello nazionale, anzi diciamo a livello europeo, e quindi magari avendo dei prodotti già affermati sul mercato come potevano essere i rossi, di conseguenza utilizzando le uve del rosso per produrre il rosato, hai riprodotto in pratica le stesse bottiglie, pur di non uscire con il rosato, ma non hai potuto sperimentare la bollicina, mentre quest'anno insomma abbiamo iniziato come sperimentazione, quindi ci vorranno comunque un paio d'anni, 3 anni, che c'è un affinamento sui lieviti, quindi insomma il vino ha bisogno di tempo. Certo. Tutti i vini, dal bianco al rosso alla bollicina, il tempo poi restituirà nel bicchiere quello che ti ha tolto dal portafoglio, in pratica. Certo. D'altronde il vino ha bisogno di tempo, come anche gli uomini hanno bisogno di tempo, perché Assolutamente. voi uomini delle vigne del cesanese d'Affile è un po' di tempo che state discutendo anche dell'idea appunto di mettervi assieme, di creare un consorzio, Sì. per meglio appunto farvi conoscere in giro per il mondo.
Ti volevo Sì. fare... Sì, prego. Ti volevo fare una domanda, perciò tu hai cominciato, la tua cantina l'hai aperta nel 2007, com'è che... No, allora è nata, burocraticamente è nata nel 2003, proprio l'azienda nasce nel 2003, riprendendo dei vecchi vigneti di produzione di mio nonno, perché lui aveva già il vigneto, il suo appezzamento di terra e una piccola struttura che poi noi abbiamo ampliato negli anni, portandola a sala vinificazione più sala degustazione, quindi accoglienza. Però lui produceva già Cesanese da file, ma lo produceva per la famiglia in pratica. Mio padre mi ha raccontato che lo portava alle feste scolastiche, no, di fine anno, quindi produceva Cesanese da file spuso. E ubriacava i professori così, ubriacava i maestri. I professori, sì, per gli esami, per la pagella. Vogliamo dare un nome al nonno? Perché prima abbiamo parlato di nonna Teresina. Nazareno. Nonno? Perdonami? Nazareno detto Zeno. Ok. Nonno Nazareno. Perciò insomma praticamente è una tradizione di famiglia la Sì, vostra. io ho finito le scuole superiori nel 2003, ho fatto il corso da giovane imprenditore, abbiamo impiantato una nuova particella sempre a Cesanese da file e da lì nel 2007 la prima vendemmia, quindi erano due terreni diversi, quindi due cru. Uno che abbiamo chiamato Cisinianum, che è un cesanese di affile d'entrata, una vinificazione, tutte e due vendemmie tardive, quindi noi vendemmiamo all'incirca la metà fine ottobre. Quindi una raccolta, vendemmia, portato in cassette, messo nelle botti, fermentazione, macerazione, quindi bucce a contatto con il mosto all'incirca per 7-10 giorni, poi vengono svinati, uno rimane in acciaio che è il Cisinianum appunto, e l'altro che è il base, la riserva, che è il vino che poi ha un po' rappresentato negli anni, perché ha ricevuto anche un sacco di riconoscimenti, è stato premiato anche come miglior vino del Lazio nella Guida Ice nel 2022. La riserva fa un affinamento in barrique di rovere francese da 225 litri, all'incirca 1 anno e mezzo più 6-8 mesi d'affinamento in bottiglia, quindi è un vino che ha più longevità, anche se il Cesanese da file comunque in generale di suo, soprattutto ad affile, ha quelle caratteristiche che gli permettono di durare e migliorare nel corso degli anni. Sì, perché spieghiamole alle nostre ascoltatrici e ascoltatori che il cesanese da file praticamente viene coltivato su vigne che stanno su terrazzamenti, perché è un territorio collinare premontuoso, possiamo, preappenninico, ecco così. Allora, noi abbiamo i vigneti praticamente sotto Monte Livata. Monte Livata è la montagna di Subiaco, che sta a 1440 metri, noi siamo sotto Monte Livata, all'incirca i nostri vigneti stanno sui 550 metri, mentre a file il paese, dalla misurazione del campanile proprio da file, siamo sui 684, quindi siamo altini. Certo. E poi è una cultura pressoché eroica in pratica, perché noi facciamo quasi tutto a mano, perché non è facile con i mezzi intervenire all'interno del vigneto. Vabbè, qua ne sappiamo qualcosa, perché in Valtellina, insomma qua vicino, pure c'è la coltivazione eroica delle vigne, quindi per chi è della zona qua vicino e visto può immaginare insomma lo sforzo che fate, cosa significa. Un bello sforzo. Sì, assolutamente, confermo. Allora, dalla regia mi fanno segno che siamo... no, ho capito male, sto strabico io oggi. Sì, no, invece sì, la regia mi dice che ho ragione, la prima mezz'ora è finita, andiamo in pubblicità al vero della diretta, torniamo subito qua su Radio Libertà. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E rieccoci con lo spazio più professionisti imprenditori uniti con Federico Sparacazzate, il presidentissimo Mimo Magnetta, la nostra Sveva in regia e soprattutto Michael Formiconi delle cantine Formiconi
di Affile, provincia di Roma, anzi città metropolitana di Roma, come vuole la legge. Sì, scusate, giustamente parliamo da un'altra città metropolitana, non sia mai che qualcuno si offende, che poi a me viene sempre in mente che Cozzalone, scusa, ma cosa cambia dalla provincia alla città metropolitana? È un cazzo, signore, la stessa cosa. Michael, una domanda, il vino riserva, quello che è stato premiato nel 2022, quanti gradi fa? Allora, in maniera specifica, quello lì, che era l'annata 2020, 14 gradi e mezzo, ma quella fu un'annata particolare. Quella fu un'annata dove durante il periodo della maturazione dello zucchero, proprio a Monterivata, il 29 di settembre nevicò, quindi bloccò un po' la maturazione dello zucchero e non portò ad un eccessivo livello di alcol, però storicamente e mediamente la gradazione del Capozzano Riserva è all'incirca 15 gradi e mezzo. Perciò è un vino da riflessione, insomma. È proprio da meditazione, sì. Cioè praticamente quando arriveranno i torpedoni, bus carichi appunto di persone che verranno lì a comprare il vino che producete da Napoli e Caserta, perché mi hanno detto che dopo Roccaraso vogliono venire là a preparatevi, hanno già fatto in goppa a TikTok video e Pullman. Bisogna avvisare perché appunto cioè il vino va bevuto appunto con in maniera rilassata, giusto? Soprattutto... E quelli sono assetati, Sì. E nonostante tutto però è un vino da un grande equilibrio, quindi una grande eleganza anche. Sì. Diciamo che l'alcol lo senti dopo una bottiglia, ma durante il bicchiere, durante la sorsa, insomma, non è così invadente. È quello il guaio del vino, che lo senti è sempre dopo. Guaio, sì. Senti, dunque, ti ho fatto parlare adesso, però io sono un provocatore nato. Sì. Oltre che appunto dover subire le trasmissioni con varie interruzioni, varie battute fra me e il mio co-conduttore, io spesso e volentieri tiro fuori problematiche. D'altronde la mia retribuzione in questa radio è quella appunto di prendere e fare ogni tanto il rompipalle, non nei confronti di chi invito, ma nei confronti delle persone con cui i miei ospiti si confrontano. Io ho in mano una bottiglia. Sì. Ben 5,98 € mi è costata. L'ho comprata alla S lunga, cantina di Piglio, Cesanese del Piglio, denominazione di origine controllata e garantita 2022. Sul retro della bottiglia leggo vino ottenuto dalla vinificazione dell'uva cesanese di Affile, presente fin dal Medioevo in una ristretta e dolce giacitura collinare del territorio di Piglio. Questi sono de sole, insomma, te lo dico proprio alla romana maniera, insomma. A me è venuto Mendelino Banfi, ma avete preso per un coglione? E qual è la cosa che ti ha colpito di più, il prezzo o no, il prezzo? No, ma la specifica, vino ottenuto dalla vinificazione dell'uva cesanese da Affile. Insomma, io sono ormai innamorato del vostro vino. Però spieghiamo un po' alla gente che non è il posto, tipo il sottoscritto, no? Scusami, scusate se interrompo a gamba tesa. Allora, parliamo chiaro, amici. Affile è in provincia di Roma. Ok, mentre Piglio è in provincia di Frosinone e all'incirca a 50-60 chilometri più giù. Comunque ci sono un sacco di valichi, ci sono le montagne. È come, cari amici alla radio, se dei bresciani vendessero il vino di Bergamo dicendo cioè qua ci sarebbe la guerra civile, ci sarebbe la gente che si sparerebbe tra i monti se accadrebbe una cosa del genere, se accadesse, scusatemi, una cosa è gravissimo, il congiuntivo è fondamentale, se accadesse una cosa del genere, come se accadesse insomma in altre latitudini, in altri posti, proprio un paese dell'identità, l'Italia è questo che ci rende meravigliosi e diversi dagli altri. Infatti questi appunto dicono in una ristretta e dolce giacitura collinare del territorio di Piglio in provincia della Ciociaria. È come se Asti vendesse i vini di Cuneo e viceversa, tra Langhe e Monferrato, che vi confermo si odiano a morte, non si possono vedere. Ecco, io mi sono sentito un attimino preso in giro comprando questa bottiglia, l'ho comprata di proposito, anzi l'ho fatta proprio di proposito, questa cosa qua.
ripeto, qua siamo di fronte appunto a dei produttori di vino che si impossessano di quella che è una specifica qualità che invece appartiene solamente a voi, perché appunto dobbiamo spiegarlo durante nelle mie trasmissioni, nello spazio più in diverse altre trasmissioni. Io l'ho spiegato già altre volte che il Cesanese da Filo è proprio un vitigno unico in questo, vero? È unico perché è unico anche il suo territorio, su quello non... Se negli anni è stato palesato il dilemma, no? Sì. È del Piglio, è di Olevano, è di Affile, io con certezza posso dire che il nostro territorio dà un vino totalmente diverso. Da un vino, è un territorio particolare, è come se facessimo parte di un'altra regione, condizioni pedoclimatiche diverse, escursioni termiche, altitudine, noi parliamo di terreni argillosi, quindi sì, è a file. È a file. Apposta. E io sono stato ospite, invitato appunto da i vari vignaioli, permettimi di usare questa. Ma a me Come ogni volta no? che dici vignaiuoli mi viene in mente Gesù Cristo con la parabola dei perfidi vignaiuoli, sai, no? Che era una parabola che aveva un significato enorme che poi si è perso, non ve la posso dire perché altrimenti mi arresterebbero, perché pensate un po', Non si può. no, per chi è cristiano, io sono orgoglioso di esserlo, insomma, Gesù Cristo inizia la sua parabola, cioè il suo giro per la Galilea, l'evangelizzazione con un miracolo meraviglioso, trasforma l'acqua in vino. Sapete che il primo miracolo di Gesù Cristo è questo, trasforma l'acqua. E la sua vita è costellata di vino, tanto è vero che addirittura il vino diventa il sangue di Cristo. Pensate un po', ragazzi, cos'è il vino nella nostra civiltà? Per i vignaioli di Affile, il vino che loro producono è un vino che loro fanno veramente con enorme sacrificio, con enorme impegno. Appunto, infatti prima Michael ci raccontava appunto di come è dura la vita dei vignaioli per appunto vendemmiare, per portare su a far fare le varie lavorazioni, no? Perciò E poi, come si dice, il contadino ha la casa senza tetto, no? Quello un po' il significato, dipende un po' dalla natura, dipende dalla stagione. Tu poi ci metti le mani, ma è per quello che a file ti dà tanto come territorio. Certo. Cioè, nelle riunioni a cui ho partecipato anch'io, praticamente ci sono state ricche spiegazioni su quella che è proprio la unicità del vitigno del Cesanese da File, perciò che altri se ne impossessino per fini appunto di lucro, puramente di lucro, insomma, a me un po' m'ha disturbato, insomma, in effetti quando l'ho letto, certo, vabbè, sto parlando. La cosa che a noi no, non offeso no, perché non offende nessuno, però che ci ha un po' reso agli occhi di tutti piccolini rispetto agli altri due territori, è proprio questa cosa, è proprio questo fatto che è un territorio molto piccolo, e parlo in maniera spicciola, producendo poche bottiglie sono andate in giro, ovviamente, e quindi diciamo che è arrivato prima il nome di altri territori piuttosto che del nostro, quando in realtà il nostro è un territorio importante che dà dei grandi vini unici, Certo. soprattutto unici. Certo. Michael, ma non è che siete un po' come un po' tutta Italia, che pur di non far arricchire il vostro vicino dice io il vino con quello non lo vendo manco se mi punta una pistola in faccia, perché no, guarda, io ti dico, guarda, che i miei vicini di vigna sono tutti amici, quindi no, sì.
No, purtroppo No, il no. mondo agricolo, soprattutto nel meridione, è colpito dall'odio, insomma, per il vicino, no? Sappiamo che ci sono enormi eccellenze agricole, comunque sì, di specialità italiane che non vengono, seppur buonissime, meravigliose, non vengono valorizzate proprio per il fatto che non ci si mette insieme, non ci si unisce. Vero, Purtroppo è l'unione che fa la forza. vero. Tanti acini danno il vino, no? Tanto per restare, insomma, Un tema. sì. Sai, questa lezione qui l'ho imparata in Francia. Bravo. L'ho imparata in Francia nel 2019. Io ho fatto una vendemmia e ho conosciuto un produttore in Borgogna di Pinot Nero e Chardonnay, e lui, io chiedevo, insomma, ma voi siete in competizione qui con gli altri vigneroli? Lui diceva assolutamente no, perché se io parlo bene di lui, quando verranno qui a visitare lui, verranno pure da me. Cioè, è il nome del vino che unisce tutti, non deve dividere. Certo. E quella è una grande cosa, ma poi noi a File siamo talmente pochi che, cioè, ma magari ad averne altri. E infatti ultimamente sono in corso vari incontri, è stato coinvolto anche il sindaco di Affide, appunto proprio per cercare appunto di creare Di di coagularvi, coagu consorziarvi. Sì, e non solo appunto come produttori di vino, ma anche come tutte le altre eccellenze che il territorio appunto lì della vostra zona dà, perché appunto bisogna pubblicizzare il lavoro, la fatica che i lavoratori, parlando appunto di vino, i lavoratori delle vigne fanno. E bisogna fare uscire fuori. Tu dici giusto appunto a Roma, prima appunto il cesanese era poco conosciuto perché sempre l'ho scoperto oggi che i romani sono più da bianco che Sì, di anch'io sì. ancora ora sono sconcertato. Sì, la bollicina anche la bollicina. Quella però è una questione di, chiamiamola educazione, no? Quindi deve esserci qualcuno che il vino poi te lo spiega, te lo racconta, e noi come cesanese ci abbiamo messo un po', ma poi siamo arrivati. Inizialmente veramente era più facile venderlo all'estero piuttosto che a Roma. Sono belli fighetti sti romani, allora, belli bariolini, come dicono a Roma. No, No, scherzo. No, Poi mi se no non chiamano. vendo più una bottiglia, no? Scherzo. Senti, ma andando da un argomento all'altro, volevo quello che Trump sta combinando Cioè, Mimo mi sta rubando tutte. Io mi sono scritto tutte le domande su un foglio, Mimo me le sta leggendo una a No, una. mica No, te io le non leggo. faccio più il tocco conduttore, quindi la faccio io. La domanda. Allora, sappiamo che viviamo in un'Unione Europea che è il massimo dell'idiozia. Questa è la mia, me ne prendo responsabilità di quello che dico. No? Gli Stati Uniti hanno fatto dei dazi contro delle merci europee, l'Europa invece di colpire le principali merci americane, tipo Windows, Microsoft, chissà perché su Microsoft di Bill Gates il dazio non ce lo mettono, o su Apple, sui telefoni Apple non ce lo mettono, che è una delle mie. No, vanno a mettere il dazio su una produzione che è importante, però insomma, rispetto alle esportazioni degli Stati Uniti è minimale il whisky del 50%. Cosa fa Trump? Manco gli avessero dato, dice, così mi state fregando, mo vi metto 200% di dazio. Ora la domanda è, io penso che una persona per una buona, gli Stati Uniti sono un mercato molto ricco, ci sono famiglie ricchissime, anche la classe media là esiste ancora ed è bella insomma facoltosa rispetto alla disastrata classe media europea, se esiste ancora. Voi cosa pensate? Che comunque una persona è disposta a spendere anche un po' di più per bere del buon vino, come penso io, o questa misura dei dazi rischia di mettere in ginocchio tutta l'enocultura italiana, e non solo italiana ma addirittura europea? Ma io penso che allora intanto chi spende per il vino, il vino non è un bene primario, quindi diciamo che chi ha speso per il vino continuerà a spendere. È vero che così però magari allontani
allontani questo settore da chi non può permetterselo. Come magari la famiglia media, a parte che la famiglia media in America non è la famiglia media europea, però chi ha sempre speso continuerà a farlo. Magari il problema però appunto potrebbe presentarsi nel momento in cui l'esportatore deve acquistare il cesanese o deve acquistare un grande nome, perché il grande nome secondo me lo venderai sempre. Certo. Ma potrai fare a meno del vino magari emergente come magari possiamo essere noi. Quello sicuro, sì. Secondo me per noi sarà un problema. E a proposito di dazi, questi dazi non colpiscono solo e soltanto il vino, colpiscono No. tutte le bevande alcoliche. E quindi la domanda è sempre: noi siamo figli di una civiltà agricola, almeno tutti gli italiani lo siamo. Ecco, chi più chi meno ha avuto il contatto con la terra, se non lui i suoi avi. Io ho avuto la fortuna di avere, insomma, i miei zii che fanno questo mestiere in Puglia, quindi sono un privilegiato da questo punto di vista, avere un forte contatto. E tutti noi italiani, almeno quelli che la terra l'hanno vista, hanno sentito il profumo della terra, hanno visto i frutti, la fatica, la passione, sanno che dalla vigna non esce solo il vino. Dopo la spremitura degli acini si può fare una cosa molto buona che in tutto il mondo ci invidia e ci copia, addirittura, che si chiama grappa. Ecco, voi là ad Affile esiste una grappa di Affile? Ci avete mai pensato? Allora, io ti dico mia esperienza personale, perché poi noi producendo poca uva, noi produciamo all'incirca tra le 25 e le 30.000 bottiglie, l'idea c'è sempre stata, però ci sono, dopo la vendemmia, dopo la spremitura, poche vinacce, però sarebbe una cosa interessante da fare. C'è chi lo fa così per produzione propria, familiare, perché poi noi per legge dobbiamo o smaltirla dopo un determinato periodo, la vinaccia, possiamo smaltirla nel terreno, e io qualche volta ho regalato un po' di vinaccia, qualche contadino lì in zona che l'ha prodotta la grappa, e devo dire che è molto molto interessante. Però sì, una produzione, come dicevo, a livello commerciale, a livello aziendale, potrebbe essere molto interessante. Allora, speriamo che siamo stati di impulso. È un investimento diverso poi, no? Sì. Cioè comporterebbe nuove attrezzature per un produttore di vino medio piccolo, non è una cosa facile, quello sicuramente. No, io tra l'altro sono di origini pugliesi, ma sono nato a Vicenza, e l'usanza in Veneto, soprattutto a Vicenza, ora purtroppo molto meno, insomma molta gente diceva gli alambicchi a casa, c'era la finanza che girava in malo modo e tantissimi produttori producevano una grappa di una qualità eccelsa che è introvabile, invece una volta era molto più facile da trovare, era qualcosa di buonissimo. Ecco perché il pensiero, no, abbiamo detto, chi viene dalla terra sa che queste cose si fanno, sa che si possono gustare dei sapori particolari non solo dal vino, sì, ma anche dalla grappa. Insomma, Michael, te ne sarai accorto, ma hai a che fare con due avvinazzati mica da ridere. No, ma io pure bevo. Perché bere fa bene, fa conto che io ho Ovviamente mia moglie. quando si guida non si beve, che sennò poi ci chiama il ministro Salvini. No. Quando si guida non bevete, ragazzi. O fai guidare qualcun altro. Io, per esempio, quando bevo io faccio guidare mia moglie. Il problema è che ho una moglie che piuttosto non mangia, ma lei a tavola deve sempre avere il suo bicchiere di vino e deve essere soprattutto buono, perché è pieno anche. Ti volevo chiedere una cosa: nella tua azienda in quanti siete a lavorare? Quanta gente lavora? Allora, fondamentalmente la maggior parte dell'anno siamo io e mio padre, che adesso sta in pensione, quindi lui dà una grande mano, e poi ci sono degli operai stagionali quando ci sono da fare degli interventi sul vigneto che noi da soli non possiamo fare, come per esempio magari la vendemmia, come per esempio l'imbottigliamento, che è un lavoro a catena, come per esempio la vendemmia, la potatura verde che si fa da noi verso il periodo estivo, inizio estate, quindi giugno,
che ci vogliono almeno, per quanto riguarda i nostri ettari evitati, all'incirca 5-6 persone al giorno per una decina di giorni. Poi ci sono tutti gli interventi straordinari come il taglio dell'erba, la pulizia dei filari, degli operai comunque stagionali. Ecco, io questa domanda... In cantina in due ce la facciamo. L'importante è che quando lavorate in cantina, in quei 2 poi dopo non vi bevete il tutto, insomma. Assaggiamo parecchio, tanto che sono finito sotto torchio dal nutrizionista. Cazzarola. Vabbè, poi mai visto tu, no? Dal Sì, vivo, quindi sì. non sono piccolo. Io questa è una domanda che faccio sempre, perché voglio significare agli ascoltatrici, agli ascoltatori, soprattutto a chi sta al piano di sopra. Tu sai, la nostra radio sta nel seminterrato del palazzo della Lega, no? Perciò praticamente prima dell'attuale direttore, che è il Giovanni Sallusti, prima come direttore abbiamo avuto Alessandro Morelli, che ora è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Prima ancora abbiamo avuto Matteo Salvini. Allora, io tante volte, quando faccio le mie trasmissioni, faccio questa domanda per far capire a chi mi sta sopra, proprio nel senso, ci stanno proprio sopra, perché noi siamo nel seminterrato, ma sopra c'è appunto il Palazzo della Lega, dove ci sono tutti i vari ministri, sottosegretari, viceministri e cose varie, per far capire a loro l'importanza delle persone appunto che lavorano. Noi appunto in Italia dobbiamo dare sempre tanta attenzione, tanta importanza e possibilmente anche aiuti. Ma non solo, noi vogliamo far capire l'importanza del settore primario in Italia, perché abbiamo colleghi giornalisti un po' ignoranti o in malafede che dicono no, ma il settore primario è solo il 2% dell'economia, negativo passo. Cari amici a casa, il settore primario, oltre ad essere un retaggio della nostra civiltà, che è contadina, noi siamo un popolo di contadini, ci siamo dimenticati da dove veniamo. Però, cari amici, veniamo tutti da là, che ci piacciono, che voi siate straccioni, borghesi o nobili, venite tutti dalla terra. Sia chiaro questo. È un settore che forse core, possiamo dire, la base è il 2%, ma muove l'industria agroalimentare, che significa per 10 volte tanto. È un paese l'Italia, che con l'agroalimentare ci mantiene davvero, va avanti per un terzo, se non di più. Non sottovalutiamo quello che muove il settore primario, è anche la cura del territorio. Un'agricoltura che funziona è una cura al territorio contro il dissesto idrogeologico, gli animali infestanti come i cinghiali, le lepri, i lupi. Perché ci sono? Perché si sta abbandonando il territorio. Abbandonando il territorio abbiamo dissesto, abbiamo città sempre più sovrappopolate e mal abitate, e abbiamo enormi aree del paese abbandonate. Pensate allo spreco di tradizioni, di risorse economiche e sociali che si sta facendo, perché si va a sottovalutare quello che è un settore che è un pilastro culturale e sociale e che è l'identità stessa di questo paese. Infatti, e non per niente, comunque sia, tu sei un rappresentante di tutto questo popolo che io spesso e volentieri assieme a Federico appunto abbiamo presentato, e penso che appresso a questa trasmissione, se a te farà piacere, ne seguiranno anche altre. Allora, dato che il nostro tempo sta per giungere al termine, ti invito a ridare di nuovo i tuoi riferimenti, in maniera che così questa trasmissione ti possa produrre anche qualche cliente nuovo, insomma. Qualche incontro ravvicinato del terzo tipo. Va bene, allora il numero di telefono è il 340 2731 163. Su Instagram Michael Formiconi o Cantina Michael Formiconi, su Facebook Michael Formiconi o Cantina Michael Formiconi, e il sito internet è www.cantinaformiconi.it. E se invece qualche malcapitato volesse venire ad affile con la sua roulotte, il suo camper, ancora meglio con la sua macchina o con i mezzi pubblici, perché no? Come si fa ad arrivare lassù, visto che, senza offesa, io vi ho cercato sulla cartina geografica e non vi ho trovato?
Anche perché se un borgo di 1800 abitanti è anche normale che quando il borgo è un po' più piccolo, insomma, salti. Non è facile. La cantina si trova a via di Farinella senza numero civico, località Pataccaro. E quindi se per gli amici di TikTok che vogliono venire là con un pullman, loro scendono a Roma trovano il pullman che va a Subiaco, a File, che giusto? va a Subiaco e poi da Subiaco vado a File. Sì, Subiaco e a File stanno a 8 km di distanza. O se no anche quelli che vanno a Fiuggi, pure da Fiuggi c'è il pullman che porta a Subiaco, da File. Sì, pure da Fiuggi. Sì. Okay. Anche invece, da Fiuggi. per chi c'ha la macchina, come si fa ad arrivare là? Allora, da Roma col navigatore. Non ce l'ho il navigatore, non lo voglio usare il navigatore. Beh, effettivamente sì, però insomma se possiamo dare una mano, allora uscita da Roma l'uscita è Vico Varo Mandela e poi direzione Subiaco sulla 24, insomma la 24 uscita Vico Varo Mandela, direzione Subiaco, arrivate a Subiaco, da Subiaco sono altri 5 minuti di macchina per arrivare ad Affile. È una strada sola. O se no, se arrivate dal sud, uscita da Nagni, direzione Fiuggi, da Fiuggi seguire le indicazioni per altipiani di Arcinazzo, dopodiché quelle per Affile. Vabbè, da quello che ho capito è sulla Roma-L'Aquila, per dirla... No, esatto. Sì. Ok, quindi sia gli amici che vengono dall'Adriatico, sia che quelli che vengono dal Tirreno facilmente ci arrivano. Sì, dai, non è così difficile. Poi ovviamente se vieni in cantina, noi siamo in campagna, quindi qualche vietta la trovi, però non è così. Col navigatore sicuramente ci trovano. Michael, ancora una volta ripeti i tuoi riferimenti, dopodiché ti ringraziamo appunto per queste pillole di goduria che ci hai donato, perché sentire parlare del prodotto così eccellente come quello del vino del Cesanese d'Affile, magari un giorno ci viene a trovare anche con la grappa di Affile, così poi degustiamo in diretta e possiamo confermare quanto è buono. Con la bollicina, infatti. Voglio presentare la Variolina, così la chiameremo la prima bollicina che prodotta là, così. Vai Michael. Allora, il telefono è 340 2731 163. Instagram e Facebook Michael Formiconi e Cantina Michael Formiconi, e il sito internet è www.cantinaformiconi.it. Ok, dalla regia mi dicono che dopo questa battuta che ho fatto possiamo chiudere tombare la trasmissione a vita. Finita. Allora, grazie grazie a voi. Grazie a Michael Formiconi che ci ha raccontato la sua realtà, insomma, di tradizioni, produzione, quella di un territorio che è unico, come sono unici tanti territori di questo meraviglioso paese che è l'Italia. Quindi grazie mille ancora e buon lavoro, perché la campagna va curata tutto l'anno, ecco, un lavoro che è come l'ospedale, ci devi stare sempre dietro, non esistono chiusure o feste. Grazie Michael. A voi. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie anche a te. Grazie a Sveva. Un abbraccio. Grazie a Sveva che ci ha sopportato per un'ora. E grazie a tutti per l'ascolto, restate sempre qua su Radio Libertà. Buona serata a tutti e buon ascolto. Avete ascoltato Spazio Più. Ladri in casa? Installa Dialogos.